Un traffico di droga da Napoli alla provincia di Palermo è stato scoperto dai carabinieri che hanno arrestato la scorsa notte 18 persone nell'operazione Piazza Pulita. Nei provvedimenti cautelari emessi dal GIP di Termini Imerese su richiesta del procuratore Alfredo Morvillo e del sostituto Giacomo Urbano si contestano a vario titolo reati di spaccio di stupefacenti in concorso e rapina. Dalle indagini avviate nel 2010 è emerso che 3 napoletani erano entrati in contatto con palermitani e avevano organizzato il trasporto su traghetti di linea di ingenti quantità di eroina. Altri corrieri movimentavano invece hashish da Palermo alla provincia di Siracusa, in particolare ad Avola, dove è stato eseguito uno degli arresti. Gli indagati spacciavano anche cocaina e da uno degli acquirenti di questa sostanza, intercettato dai carabinieri a Misilmeri nei pressi di Palermo, aveva preso le mosse l'attività investigativa. Il consumatore di cocaina aveva indicato il nome di battesimo del suo fornitore, Massimo. I carabinieri lo avevano poi identificato compiutamente e arrestato. L'uomo al quale sono attribuiti un centinaio di episodi di spaccio operava in un bar, designava la droga col nome cifrato di birra e non portava con sé mai più di 1 grammo, in modo da essere denunciato solo come assuntore se fosse incappato in un controllo. Da lui i militari sono poi risaliti agli altri spacciatori e hanno ricostruito i percorsi della droga che veniva poi immessa sul mercato dai pusher, tra i quali una donna di Misilmeri di 42 anni che si serviva anche del figlio 19enne per piazzare le dosi. Il giro d'affari viene stimato in circa 15.000 euro settimanali. L'accusa di rapina si riferisce alla sottrazione con la violenza di orologi di marca e somme di denaro ai clienti che non riuscivano a pagare puntualmente i loro debiti con gli spacciatori. Nel corso delle indagini sono stati identificati e segnalati alla prefettura di Palermo oltre 200 consumatori di stupefacenti.